Allora, siamo arrivati un po' all'ultima tranche, vogliamo un po' rifare il punto della situazione, perché tutto il discorso è nato dal fatto che c'è una presa di posizione unitaria da parte dei sindacati, che vuol dire che rappresentano un po' sindacati e pensionati, che rappresentano tutti i cittadini, perché il problema della non autosufficienza, della persona anziana che comunque si ammala, che non riesce più a sopperire con le proprie risorse, e non stiamo parlando dei pensionati benestanti, ma dei normalissimi pensionati, anche chi è sotto i 700 e 600 euro, sono tantissimi, alle esigenze del quotidiano sta diventando un'emergenza. Se non risolta a livello di Regione Veneto, che poi è una realtà anche in sé per sé abbastanza virtuosa rispetto ad altre regioni, immaginiamo cosa potrebbe succedere anche a livello di realtà paese quando sta tagliando a livello lineare tutti i finanziamenti e la sanità è uno di questi che viene compromesso. Diversi punti li abbiamo affrontati insieme e adesso vorrei anche l'assistenza territoriale, è fondamentale. Incominciamo magari con lei segretario, però riprendiamo un po' tutti quanti anche la questione. Quella ultima dei ticket è un'altra noce pesante per i cittadini, no? Perché la soglia che è stata stabilita adesso non è che sia il massimo. No, perché ci sono due problemi correlati, cioè nel senso che c'è un problema di costo, di sopportabilità, e un altro problema della tempistica dell'erogazione del servizio, e soprattutto legato alla questione della diagnostica. Spesso e volentieri noi troviamo delle prestazioni diagnostiche che nel privato costano meno del ticket pubblico. C'è l'altro problema invece della tempistica, cioè nel senso che un ticket elevato con tempi estremamente lunghi che obbliga le persone, o perlomeno molte persone, fanno come l'operazione di rivolgersi direttamente al privato saltando come l'operazione pubblica. Che si era migliorata la lista d'attesa tempo fa, poi col fatto che i servizi privati sono stati tagliati di risorse si è ampliata, no? Sì, però anche qua stiamo, bisogna avere la giusta gradazione. Che ci dia illuminazione. Qual è il problema? Il problema sono che ci sono 3 codici, no? Rosso, verde e bianco. Se, come dire, il codice bianco è intasato e non gli si spiega al cittadino che quello come non è un esame urgente, una diagnostica urgente, e tu ti rivolgi direttamente al distretto, il distretto ti dice guarda che quella diagnostica la farai fra un anno, fra 6 mesi, no, quando che non sanno che quella diagnostica comunque sia dovrebbe essere effettuata entro i 90 giorni, prima cosa. È il medico di base che decide questa cosa. Sì, no, ma però come dire, il problema è che l'utente non sa, no? Certo. Ecco, diciamo così, molto spesso non sa, o perlomeno ignora queste cose qua. Per cui questo è il meccanismo che porta il ticket a diventare insopportabile, cioè il costo unito al tempo e all'incertezza che il tempo determina psicologicamente nei confronti della persona. Paura, insomma. Attenzione che il fatto che le persone si rivolgono alla diagnostica privata per una questione di tempo è la seconda voce della spesa sanitaria privata. Cioè la prima è quella odontoiatrica, la seconda è quella della diagnostica. E anche lì abbiamo avuto una fortissima contrazione della domanda, perché la gente rinuncia a un certo punto, rispetto ai tempi che si protraggono nel tempo, rinuncia a farsi la diagnostica. Ecco, cioè a questi problemi qua si ricollega invece l'altro ragionamento che abbiamo fatto all'inizio, cioè l'impoverimento di fronte al fatto di prestazioni a costo molto elevato. E questo è l'altro tipo di problema. Cioè, i problemi sono estremamente intrecciati. Si dovrebbe avere una maggiore attenzione anche nel fissare i livelli delle compartecipazioni, perché con questo meccanismo di fatto non è più un servizio universalistico, di fatto diventa un servizio universalistico a compartecipazione, selettivo per alcuni come non si paga, per altri si paga sulla ragione dell'età, sulla ragione del reddito, sulla ragione della patologia, eccetera. Cioè ci sono un'infinità di casistiche che rendono per colui che paga
paga per tutti, poi dopo colui che paga finisce per pagare per tutti. Sì, infatti, però Questo è intanto paga. un altro elemento, come dire, che abbiamo di fronte, oltre al fatto, come dire, che tutta una serie di costi sono, come dire, insopportabili e non, come dire, no, credibili. Ecco, questo è il dato. Accettabili. Spinge di fatto una parte dell'utenza al privato. Dottore, chiedo a lei su questo intervento poi ritaturati, Sì. perché appunto queste prescrizioni che quindi vengono fatte hanno una ricaduta onerosa, no? Di fatto non è, secondo lei che cosa vedrebbe che si potrebbe fare? No, Voi che operativamente il siete problema quelli... della tempistica relativa alla differita, alla breve e l'urgente, che sono le tre tempistiche che poi anche il medico appone sulla ricetta e deve apporre sulla ricetta, è chiaro che quando una differita arriva a 9 mesi, un anno, allora è una differita in là nel tempo, per cui molto spesso c'è la richiesta di, voi vedete che magari un po' trasformarla è in bianco. breve, insomma, perché già la breve, e allora sono intasate tutte le brevi, chiaramente. No, Ma questa- infatti, ma quando voi fate una prescrizione con gli esempi pratici, non urgente, no? Quindi diventa bianco. A questo punto può essere ammissibile a 9 mesi? No, Ha un senso che si tramuti, magari per un medico vuol dire sì, può aspettare un mese, perché altrimenti non lo farebbe neanche questa diagnostica, ma che diventi 9. Dipende molto dal tipo di diagnostica, dal problema. È chiaro che una mammografia, per dire, un'ecografia mammaria, che viene programmata di anno in anno, una donna deve programmarla già dall'ecografia che fa per averla tra un anno. Questo proprio in termini pratici. Altre cose si riescono a trovare dei percorsi. Chiaro che bisogna adattarsi un po' a una selva di queste tempistiche, che purtroppo sono anche legate, come le dicevo prima, a un intasamento legato a persone che dicono non posso attendere e bisogna andare con urgenza anche a tutte le attività, perché l'ospedale non fa solo l'attività per gli esterni, fa anche l'attività per gli interni, e quindi le strutture private hanno un loro tetto, e dopo bisogna vedere, adesso io non voglio sbilanciarmi sull'attività delle strutture private, però anche lì ci sono delle dinamiche che bisognerebbe vedere, insomma, no? Quindi si ricade sempre sul discorso del rapporto col paziente, di fargli capire quello che serve e quello che non serve. Cultura di nuovo. Non è un discorso ideale, perché io faccio presto a fare la richiesta dell'ecografia e aspetterà 3 mesi, 4 mesi, va bene, insomma, no? Molto spesso sono esami che possono essere dilazionati. Quando si tratta di urgenza, a volte si è costretti anche all'urgenza vera, cioè pronto soccorso, insomma, per riuscire a fare certi accertamenti che non sono possibili fare in tempi adeguati, e quindi ci sono di per sé, poi si devono creare proprio queste vie per i pazienti che ne hanno bisogno. Gli altri, per un controllo, per una verifica, si devono un attimo, cioè, la richiesta di sanità è così grande che ognuno di noi nella propria realtà deve trovare e capire che non può avere tutto e subito, e questo è comune. Noi abbiamo un ambulatorio in cui siamo 6 medici, abbiamo un'affluenza di più di 250 persone al giorno, è chiaro che dobbiamo dare delle regole, d'accordo? E molto spesso le regole sono disattese, d'accordo? Perché io devo avere subito. Invece, se tutti rispettano almeno gran parte delle regole, si riesce ad avere un accesso per tutti in tempi decenti, su appuntamento, senza nessuna attesa. Chiarissimo, chiarissimo. E questo è una questione di organizzazione più delle volte. No, io volevo solo ricordare che appunto a fronte di tutte queste cose che si sono dette, in particolare sui ticket, noi abbiamo messo fra i punti della richiesta l'eliminazione totale del super ticket, perché non c'è solo il ticket, c'è il super ticket, che era stato inventato a suo tempo, il ticket in sé, proprio per evitare che ci fosse una richiesta, per aiutare il percorso, diciamo, no, e l'appropriatezza della visita oppure della diagnostica che era necessaria fare, perché si diceva un deterrente, no? La gente se deve pagare ci va meno. E invece non è stato vero nemmeno questa cosa qui. Si è messo il super ticket e il risultato non è che sia cambiato molto. Il risultato vero e drammatico è quello che diceva Sperotto prima, cioè che molte persone non vanno più
a farsi fare neanche i controlli no, perché ma non costano. possono farlo economicamente. Ma non è che sia abbiamo- calato così in modo drammatico la richiesta, quindi il problema è proprio che insomma è il sistema che non funziona e che bisognerebbe far funzionare. In ogni caso noi abbiamo un super ticket qui nel Veneto che è particolarmente iniquo. Allora, fermo restando che noi siamo contrari ai ticket, adesso forse col patto della salute entro la fine dell'anno dovrebbero proporre una modifica a livello nazionale, staremo a vedere, quella che prevede, cioè per il momento ITSI appunto non lo so. Voi cosa proporreste per i No, prossimi? noi saremo per toglierlo, in ogni caso noi saremo per togliere almeno il super ticket perché questa è la cosa odiosa che prevede appunto fino Anche a un perché ci metti in tetto posizione diversa rispetto ad di altre 20, realtà sì, del paese. di 29.000 euro, 5 euro di aggiunta oltre a sì. quello che devo pagare di ticket normale e sopra i 29 e 10 euro di ticket e quindi diventa succede quello che si diceva prima, no? Che tutti Certo. vanno per quelli che diciamo così per gli esami che costano meno vanno al Ma privato poi perché almeno soprattutto non c'è la progressività, perché una persona che mettiamo appunto, ipotesi una e non pensione c'è di progressività, 8.000 euro ma è al mese, iniquo a cioè. prescindere perché non è sì. vero che tutti pagano per tutti, pagano i malati perché sono quelli che hanno bisogno di cure che pagano il ticket. Ecco, questo è il punto, insomma. Quindi questo è uno dei pezzi su cui abbiamo chiesto di poter intervenire, su cui al di là che appunto sia uno strumento nazionale, ogni regione ha la possibilità di intervenire con una legislazione propria. L'iniquità che esiste nel sistema nostro non è la stessa che esiste da altre parti, cioè la Lombardia ha usato altri metodi, l'Emilia, la Toscana, cioè ognuno si è organizzato in modo diverso, per cui oltre ad esserci un sistema sanitario che non dà un diritto universale uguale per tutti, noi abbiamo anche una modalità di accesso dal punto di vista anche del pagamento che è altrettanto iniquo perché è differente da regione a regione e questo diventa Chiaro, Berti. oggettivamente Sì, questo tollerabile. aspetto è un aspetto importante, nel senso che di fatto questo determina che cosa? 21 servizi sanitari nazionali diversi l'uno dall'altro. Noi abbiamo i super ticket, ma in tutte le regioni sono differenziati, ci sono regioni nelle quali per esempio per gli antibiotici, per gli antinfiammatori si paga ticket zero. Sono le regioni a statuto speciale, voglio dire, che hanno risorse, ma per dire che insomma tutto sommato il problema dei ticket, io non so se riusciremo a tirarle via, l'obiettivo potrebbe anche andare bene, il problema vero è che in una situazione come la nostra, dove il nostro welfare non è più un welfare che dà tutto a tutti, ma diventerà un welfare inevitabilmente selettivo, Selettivissimo. inevitabilmente selettivo, si tratta di capire quali sono le soglie, questo sì, cioè quali sono le soglie di reddito per esempio dopo le quali io pago, perché se tengo le soglie di reddito basse è chiaro che pagano tutti alla Sì, fine. infatti, ma sembra quello che si voglia fare, cioè praticamente. E questo è il problema vero, è un po' il problema che abbiamo anche nella non autosufficienza. Ma anche di sostenibilità, perché a un certo E anche punto di è la sostenibilità, non c'è perché dubbio su attenzione, questo. Non c'è dubbio, ci- perché per dire, non so, io la dico sempre, la dico anche stavolta, questo paese spende 17 miliardi di euro per l'indennità di accompagnamento, ma la dà a tutti a pioggia, è possibile questa cosa? Al ricco e al povero nella stessa maniera. Potremmo, se fosse selettiva questa cosa, potremmo risparmiare qualche miliardo e devolverlo ad altre situazioni che riguardano la non autosufficienza. Quindi queste cose vanno affrontate con un po'. Ma io volevo, a questo punto, visto che ho la parola, visto che siamo in chiusura, volevo anche riportare il discorso sulla nostra avvertenza con la Regione Veneto, che noi stamattina abbiamo fatto questo nostro direttivo che ci ha dato sicuramente delle indicazioni che noi porteremo avanti. Adesso vedremo come andrà l'incontro che ci ha promesso l'assessore, dopodiché prenderemo le nostre misure su questo, perché una delle cose sulle quali noi siamo d'accordo è che non è possibile accettare che questa regione legiferi e poi fa finta di non aver legiferato. Questo è una cosa che la regione deve affrontare insieme a noi. Troviamo le soluzioni, io capisco che la legge 30 oggi ha la necessità probabilmente anche di qualche correttivo, però non è possibile pensare che questi non procedono con i decreti delegati per applicarla. Questa è una cosa che come sindacato noi non accetteremo mai, al di là del fatto
abbiamo aspettato un'intera legislatura anche con tavoli che io ho definito un po' fantasma, va bene, abbiamo chiesto all'assessore che questi tavoli non si ripetano più, perché altrimenti noi ci riprendiamo la nostra libertà d'azione e faremo quel che possiamo per applicare la legge sulla nuova autosufficienza. Certo, chiarissimo. Una battuta di chiusura, dottoressa, doveva dire qualcosa? Sì, no, volevo dire, devo in parte contraddire questa affermazione rispetto alle indennità di accompagnamento, che nella loro natura sono un validissimo supporto e non sono pensate, sono una misura universale e non è a pioggia, almeno l'esperienza di noi professionisti del territorio è quella che invece anche su questo c'è sempre maggiore attenzione nella valutazione. Ma visto che parliamo di non autosufficienza e noi siamo abituati a, quando le persone si rivolgono a noi per un aiuto, anzitutto a vedere quello che c'è, le risorse che ci sono e non quello che manca, e su questo senz'altro, come dire, inviterei proprio tutti a chiedere aiuto ad avere un minimo di avere il riferimento nei servizi territoriali, nel senso che anche per questa questione così, se vogliamo, economica, quando parliamo di ticket e di non autosufficienza, ci ricordiamo che i percorsi di riconoscimento dell'invalidità civile, in qualche modo, che per chi si affaccia alla non autosufficienza sono, direi, quasi obbligatori, ma non è detto che tutti li conoscano. No, quindi ci sono risorse ma non vengono utilizzate? Ci sono risorse ma non vengono utilizzate, nel quindi senso che provare a chiedere. Chiedere perché informarsi. Ma infatti il 30% dei non autosufficienti non hanno l'indennità di accompagnamento. Ecco, quindi io invito veramente, perché non è neanche semplice, devo dire, è un sistema di welfare. Non pagano l'addizionale regionale, ho scoperto di recente, c'è questa clausola, per esempio. Questo è un punto molto... Per semplicizzare, perché siamo arrivati in chiusura, non tutti sono consapevoli di certi diritti che possono avere. Certo, e su questo in realtà i servizi territoriali dovrebbero informare però i cittadini, forse il medico di base deve informare i cittadini. Chi deve informare i cittadini? Proprio la presa in carico del cittadino. Ecco, la presa in carico, perché altrimenti... L'informazione, l'orientamento è presa in carico, è la cosa che manca e che non è coordinata. Cioè forse proprio questo, ci sono delle cose che non vengono utilizzate perché proprio manca anche l'informazione da parte del cittadino, anche l'abitudine a fare riferimento ai servizi territoriali quando si è in una situazione non di estremo bisogno. Ma perché non si sa neanche che esistano servizi territoriali? Sì, ma francamente non si deve andare a trovarli. Davvero, è una questione di abitudine. No, è vero. Sappiate che generalmente cosa si cerca? Servizi territoriali? In ogni comune della nostra regione c'è un servizio sociale a disposizione. Ma uno pensa al servizio sociale per determinate cose. In realtà è un servizio sociale di base che serve anche a dare semplici informazioni, che a volte basta una informazione molto semplice e le cose Ecco, questo è un ulteriore aspetto in più. Possono trovare soluzione, benissimo. Allora, vi ringraziamo della vostra partecipazione, fondamentale. Speriamo per i nostri telespettatori di aver chiarito un po' più la situazione, aver soprattutto fatto capire quanto è importante quello che si sta facendo a livello di sindacati unitari in questo momento e anche la partecipazione da parte vostra, attiva o meno, insomma comunque dare forza a chi si sta muovendo in questo versante è fondamentale. Terremo aggiornati tutti quanti voi telespettatori sull'incontro che ci potrà essere con l'assessorato, perché a questo punto potrà essere un passaggio fondamentale e perché no magari creare un'occasione proprio magari in questo studio di confronto con l'assessore e voi rappresentanti dei sindacati. Potrebbe anche essere un capire meglio i perché di determinate questioni, quindi renderne partecipi anche naturalmente i telespettatori. Grazie anche naturalmente alla dottoressa e al dottore che abbiamo coinvolto in questo momento, ma era fondamentale anche il vostro apporto. E per voi naturalmente buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie e noi ci vediamo domani. Grazie molte e buonanotte. Bene. Il tuo prodotto è From Italy. Vendilo qui su www.bravoitalia.it. Bravo Italia è una nuova e dinamica piattaforma marketplace che vuole offrirti la possibilità di pubblicizzare e vendere i tuoi prodotti from Italy all'estero. Noi ci occupiamo del posizionamento su Google per promuovere lo stile italiano all'estero e della visibilità del tuo brand sui social network. Tu crei la tua vetrina gratuitamente, sponsorizzi il tuo brand e incrementi il parco clienti.
Puoi gestire le spedizioni ovunque tu sia. Spedisci i tuoi prodotti in tutto il mondo. La chiave del tuo magazzino è sempre a portata di mano. Riassortisci i tuoi prodotti e la tua vetrina è sempre viva. Abbiamo a cuore il tuo successo, perché sarà anche il nostro. Registrati con un clic. Inserisci con facilità i tuoi prodotti. Gestisci in autonomia la tua vetrina e gli ordini. Sponsorizza il tuo brand gratuitamente. Registrati e inizia a vendere. www.bravoitalia.com. Come creare la propria pagina? Quali consigli si possono dare? Ma intanto bisogna appunto collegarsi sul sito, sull'home page, c'è la possibilità di potersi inserire, e verrà data subito l'opportunità di inserire in vetrina i prodotti e noi faremo ovviamente un monitoraggio per vedere la qualità delle fotografie, però diciamo che ormai l'utente che utilizza e-commerce, che utilizza i siti o strumenti come il nostro o simili al nostro, comunque ormai sono così evoluti che grandi difficoltà non ce ne sono. Comunque l'Eurointernet Servizi, lo staff è in grado di dare anche un supporto per quanto riguarda per esempio il posizionamento in vetrina dei propri prodotti, ma anche sulle traduzioni. Per esempio se uno vuole esportare in Cina, noi possiamo, magari ha bisogno di una traduzione in cinese per spiegare il prodotto o l'azienda che produce e che vuol vendere, noi siamo in grado di fare delle traduzioni. Quindi, però sono tutte cose che diamo in più se il cliente non si attrezza. Peraltro abbiamo visto che tutti quanti sono capaci e sono in grado di potersi adoperare. Ma il costo è zero, nel senso che il cliente non ha nessun costo per posizionare in vetrina i propri prodotti. Il costo che probabilmente in termini di tempo dovrà avere qualcuno che si dedica a posizionare sul portale questi prodotti. E ovviamente qualcuno dirà, beh, allora il vostro guadagno dov'è? Il nostro guadagno è e sarà nel momento in cui il cliente vende, nel senso in cui nel momento in cui l'azienda vende il proprio prodotto, una percentuale che si stabilisce all'inizio dell'attività da contratto verrà destinata all'Eurointernet, il resto resta tutto in azienda. La spedizione è a carico delle imprese e per il pagamento l'acquirente acquista in un unico pagamento con PayPal. Una parte del guadagno la gran parte va all'azienda che espone i prodotti e una minima parte che è la nostra provvigione, il nostro guadagno. Ecco, noi abbiamo, tra virgolette, anche la presunzione di dire, ok, noi siamo in grado non solo di trovarti personale anche all'estero, perché poi la nostra attività nell'Agenzia per il Lavoro è il lavoratore e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Questo noi comunque lo garantiamo. Noi abbiamo imprese che delocalizzano o che vogliono vendere all'estero e cercano del personale, noi quello diciamo è il nostro core business principale. A questo abbiamo agganciato tutta una serie di iniziative tendenti proprio a supportare l'impresa per l'internazionalizzazione. Riteniamo che sia ormai la strada che tutte le aziende, anche quelle piccole, debbano perseguire. Devono accedere o possono accedere le aziende che non sono già strutturate, ci sono aziende che non hanno bisogno di Bravo Italia per poter vendere all'estero, ma quelle aziende che non sono strutturate e che hanno però un prodotto di qualità, made in Italy, che sia di qualità in termini di design, in termini di quell'atmosfera che solo il made in Italy può dare a un prodotto, ecco, quell'artigiano, quel piccolo imprenditore, quello è il target che dovrebbe essere più interessato a Bravo Italia.